17:30 ancora, buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi, seconda parte dell'edizione straordinaria. Allora, la notizia con cui apriamo questa edizione straordinaria è proprio un'ultima ora. Dobbiamo ringraziare il Meteo di Bassano e Pedemontana con la loro pagina Facebook per le immagini che riusciamo a farvi vedere in questo momento, perché c'è stata una vera e propria bomba d'acqua nell'Alta Marca, quindi siamo a Valdobbiadene, in particolar modo nella frazione di San Vito. Le immagini che state per vedere riguardano invece la località di Pederobba, una bomba d'acqua, un'alluvione lampo, se così si può definire. Guardate che cosa è accaduto: ci sono fiumi di fango e di detriti che hanno riempito le strade, guardate le condizioni in cui versa in questo momento la strada, ci sono case scantinate completamente allagati, l'acqua che lambisce le case e che scorre velocemente portando con sé appunto i vari detriti raccolti lungo il suo cammino. Sono le immagini che appunto sono state pubblicate dal gruppo Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. In questo momento c'è già il sole nelle zone che vi abbiamo appena nominato, ma la bomba d'acqua ha causato gravissimi danni. I vigili del fuoco sono in azione in questo momento. Guardate la situazione sia delle case ma anche dei veicoli, delle strade e quindi anche degli alberi. Queste sono le immagini, ma ci sono nuovi video che vi potremmo far vedere. L'allerta è massima, soprattutto quella emanata dalla Protezione Civile del Veneto. Le previsioni meteorologiche in Veneto segnalano per oggi l'alternanza di nuvolosità variabile, rasserenamenti con possibile piogge sulle zone pianeggianti, sulle zone montane e sulle Dolomiti cielo nuvoloso con possibilità di piogge. La Protezione Civile ha quindi confermato la fase di attenzione per criticità idrogeologica nei principali bacini idrografici. Allora, le immagini che avete visto riguardano appunto Pederobba. Per noi sul posto c'è Cristian Arboit, che eventualmente sentiremo più tardi, ma avrete modo anche di sentire che cosa è accaduto nel telegiornale di Treviso, che andrà in onda alle 19:30. Queste sono soltanto alcune anticipazioni di quello che è accaduto davvero poco fa. Chiedo alla regia l'ausilio perché vi faccio vedere i dati che sono appena arrivati. Intanto so che la nostra prima ospite si è già collegata, le chiedo ancora un secondo di attenzione. Allora, ci sono i dati legati all'emergenza Covid. Come anticipato oggi da il Presidente Zaia, c'è stato un unico nuovo caso di positività che afferisce alla zona di Padova, quindi tra Padova e provincia. Per il resto non ci sono stati nuovi contagi, quindi questo è il bollettino targato 17 di questo pomeriggio. Quello che vi abbiamo fatto vedere oggi invece alle 12:30 era quello delle 8 del mattino. I soggetti in isolamento sono 847, i casi attualmente positivi sono 755, le persone guarite sono 16.487, mentre le persone contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sono 19.220. Questo è il bollettino. Andiamo a vedere invece i decessi. Fortunatamente rimangono a zero, quindi nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun decesso causa Covid-19, quindi riusciamo a continuare a darvi ancora delle buone notizie. E ovviamente in questa fase difficilissima, dalla quale insomma pare che il nostro Paese stia uscendo, ci sono determinate categorie che forse hanno sofferto un po' di più le varie limitazioni, ma che ci possono raccontare una visione di questa quarantena, di questo lockdown forse diversa rispetto a quella che siamo abituati a sentire in questi giorni. Io presento così la nostra prima ospite, lei è Silvia Tonolo. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie. Silvia Grazie. è la Presidente nazionale dell'ANMAR, che è l'Associazione Nazionale Malati Reumatici. Presidente nazionale che abbiamo dunque qui in Veneto e siamo orgogliosi di questo. Silvia molto attiva su Facebook per raccontare che cosa è stato questo lockdown, quindi con un limitatissimo accesso agli ospedali, limitatissimo accesso ai medici di base o comunque di fatto alle strutture sanitarie per i malati reumatici. Ci può raccontare un po' la vostra esperienza anche attraverso la sua voce di Presidente? Intanto grazie dell'invito e riesco a dare anche voce ai malati reumatici che fanno parte dei malati cronici italiani e che
In questo periodo sicuramente hanno avuto grossi problemi per territorialità, per mancanza di accesso alle cure, ma soprattutto per il rapporto con il proprio reumatologo. Gli ambulatori sono stati chiusi e quindi di conseguenza anche loro si sono dovuti adattare a quei sistemi un po' come dire WhatsApp, la mail per tenere un po' il contatto con i pazienti. Ma la paura più grande iniziale è stata quella di mantenere, di gestire la propria cura perché si parlava di immunodepressione, spesso e volentieri i pazienti reumatici erano, come dire, tendenzialmente a lasciare la cura e invece abbiamo cercato attraverso i social, e per fortuna dico sempre esistono perché sono seguitissimi dai malati che erano costretti a rimanere a casa, di avere delle informazioni immediate anche grazie al supporto delle società scientifiche che ci aiutano e che quindi ci danno in tempo reale quelle che sono le informazioni che possiamo traslare ai malati reumatici. Non solo, sono mancati i farmaci, i nostri farmaci, perché sono stati utilizzati per i pazienti in Covid, quindi c'è stata anche questa problematica nelle farmacie territoriali di mancanza di farmaci che sono destinati a noi da sempre e che a un certo momento si sono visti mancare nel territorio perché erano utilizzati per i pazienti in Covid. Poi non parliamo della problematica legata al lavoro perché il DPCM era abbastanza contorto e creava, come dire, delle confusioni riguardo a chi era il medico legale, che per noi il medico legale è quello delle commissioni, quando le commissioni sono state chiuse a causa del lockdown e quindi per fortuna il legame con la Federazione dei Medici di Medicina Generale, insomma, ci ha un po' dato un po' di spazio e la possibilità di rimanere a casa. Non potevamo muoverci perché come pazienti immunodepressi noi non potevamo stare a contatto con nessuno, ma vede in questo momento i pazienti cronici, i malati reumatici in particolare, sono stati un po' messi da parte e questo io l'ho sottolineato in più comunicati stampa. La cronicità non deve andare di pari passo con una pandemia, la cronicità deve avere un suo passaggio, un suo, come dire, binario a parte e laddove i PDTA, il Piano Nazionale delle Cronicità, fossero stati implementati ancora quando lo avevamo detto a suo tempo, forse alcune problematiche non ci sarebbero state. Ecco, quindi lei dice che in questo caso era necessario prevenire. Che cosa potrebbe fare il governo che di fatto sta lavorando a questa nuova fase 3 perché quello che è accaduto non accada più? Beh, guardi, io sono una di quelle che per la telemedicina ha una passione particolare, ma non perché io creda che il rapporto medico-paziente debba essere in qualche modo eliminato, ma semplicemente perché in casi come questi mantenere il contatto almeno attraverso una tastiera, attraverso un video, possono riuscire e lo abbiamo visto anche, come dire, per tutto il mondo, per tutto quello che ci circonda, dal giornalismo alla medicina in genere, alle informazioni che avevamo dal governo, tutto arrivava dal web. Quindi anche dal web può tranquillamente arrivare la teleassistenza. E siccome nel Veneto, e io essendo veneta, porto in auge questa regione come quella che è riuscita in qualche modo a gestire al meglio la problematica Covid, io credo che le piattaforme che ci sono già in essere, tipo la piattaforma dei medici di medicina generale, piuttosto che altre, quella della Società Italiana di Reumatologia, ma non solo, noi abbiamo già il fascicolo elettronico, metterle insieme, cioè renderle interoperabili, il che vuol dire che io vengo considerata come paziente a 360 gradi e non come paziente ospedaliera quando vengo ospedalizzata, oppure perché vado a ritirarmi il farmaco in farmacia o perché vado a ritirarmi il farmaco in farmacia ospedaliera per la mia patologia reumatica. Quindi rendere interoperabile un sistema vuol dire anche rendere come dire, un sistema sanitario anche sostenibile, cosa che dobbiamo pensare perché non possiamo gestire la cronicità solo come dire, pagando. Dobbiamo cercare di utilizzare gli strumenti che abbiamo per dare la possibilità ai malati cronici di avere una corsia preferenziale senza andare a spendere, ma cercando di mettere in comunicazione quello che abbiamo già. Io ho già
mandato tutte le mie istanze alla Regione Veneto, specificando che io come Presidente nazionale presenterò questo progetto e che secondo me la Regione Veneto è una di quelle che dovrebbe metterlo in piedi per prima, perché dimostrerebbe anche una sensibilità verso pazienti che sono stati dimenticati. E io vi faccio presente, perché le cose che colpiscono sono i numeri. Allora, su 4 milioni e 9 di abitanti in Veneto, il 17% è colpito da patologie reumatiche, ma le patologie reumatiche non sono patologie degli anziani come spesso vengono indicate, sono patologie che colpiscono anche i bambini che sono stati costretti a rimanere a casa con la loro disabilità, sono pazienti che hanno dai 18 ai 35 anni, che non hanno potuto frequentare più la scuola, non hanno potuto frequentare l'università e che quindi hanno anche avuto un disagio psicologico, che il disagio psicologico non viene mai considerato da nessuno. E invece secondo me è una di quelle cose che anche il social ha aiutato un po' a sostenere, come dire, noi ci siamo, non siamo mai mancati. Dal 21 febbraio, dal momento in cui abbiamo scoperto che cosa ci stava accadendo, abbiamo cercato di aiutare attraverso il numero verde nazionale, piuttosto che Facebook, piuttosto che il nostro sito, il nostro numero personale, che forse se non è andato in pallone, grazie, perché insomma dovevo farlo. Siete riusciti a gestire, insomma, l'urto? Siamo riusciti a gestire una situazione che secondo me avrebbero potuto gestire tranquillamente anche i reumatologi, i medici di medicina generale, se ci fosse stata questa interoperabilità. Devo dire che però i medici di medicina generale spesso e volentieri si sono, come dire, essendo l'unico interlocutore in questo periodo, si sono adoperati molto per noi malati reumatici. Io lo devo dire perché il medico di medicina generale solitamente è la nostra prima interfaccia, è quello che noi incrociamo per primo ed è quello che come dire, deve affrontare milioni di problematiche al giorno, però le parole dei medici di medicina generale ci sono sempre stati per i malati reumatici. Ecco, lei ha anticipato una serie di domande che le avrei fatto. La prima era appunto quella dei numeri, le percentuali sono molto alte, e poi ecco, un po' il tema è quello che questa pandemia ha colto un po' tutti impreparati, il fatto che lei ci stia dicendo che insomma i medici di medicina generale sono riusciti anche loro a reggere insomma la grande emergenza, e poi il grande tema è appunto quello del farmaco. Noi abbiamo iniziato a conoscere i farmaci che voi abitualmente utilizzate proprio per questo, insomma, voglio dire, sono diventati i farmaci più famosi del mondo, non si faceva altro che parlare di questo. Come agiscono questi farmaci? E ecco, immagino che lei avrà anche più notizie di noi di quali sono le nuove prospettive di questi farmaci come cura, ovviamente. Beh, noi abbiamo sentito parlare dell'antivirale all'inizio, quando si è utilizzato lo Spallanzani, quando ci furono i primi casi, e noi abbiamo subito collegato che potesse essere il nostro Plaquenil, che è un farmaco che noi utilizziamo, un farmaco di fondo che serve per gestire e per mantenere una qualità di vita adeguata per i pazienti reumatici. Poi si è sentito parlare della colchicina, che è un altro farmaco di fondo che utilizziamo, ma anche il farmaco biologico che utilizziamo, diciamo che molti pazienti che hanno l'artrite reumatoide utilizzano, che è il tocilizumab. Quindi questi sono farmaci che evidentemente hanno negli studi, nelle ricerche, hanno trovato uno spazio importante nel Covid, e quindi sono venuti a mancare a noi, tant'è che noi pazienti reumatici che facevamo l'infusione di questo tocilizumab nell'ospedale ci hanno, come dire, deviato con la puntura sulla pancia, o comunque con un... Quindi a voi è stata data la cura alternativa perché non c'era... No, perché intanto c'era il pericolo di entrare in un ambulatorio, certo. Primo. Secondo, perché dovevamo in qualche modo lasciare il farmaco infusionale ai pazienti in Covid, e quindi noi siamo stati, come dire, pazienti solidali, abbiamo capito la problematica, lo abbiamo spiegato anche ai pazienti che erano titubanti nel modificare la loro terapia, che non voleva dire modificare il farmaco, ma voleva dire la somministrazione in maniera diversa da infusionale a sottocute. Quindi non c'era una problematica di cambio di principio del farmaco, semplicemente. Però, come lei sa, i pazienti reumatici, come tutti i pazienti cronici, quando sono abituati ad un tipo di farmaco, come dire, sono
hanno un'emozione, un problema psicologico, dicono come mai mi cambiano il farmaco, certo. E noi continuiamo a dire no, ma non è così. Però voglio dire, noi siamo stati solidali, adesso vorremmo, e devo dire che qualcosa si sta muovendo anche da parte delle istituzioni, un po' solidali anche con quella categoria dei pazienti cronici che rappresento, perché se da quello che so AIFA ha aperto in qualche modo un dossier sul fatto che vuole andare a fondo sui costi indiretti, quelli che io ho sempre sostenuto da quando sono entrata in associazione, perché io sono presidente anche del Veneto, oltre che nazionale, ma i costi indiretti le regioni non li vedono. I costi indiretti, che sono quelli delle nostre malattie, delle nostre assenze dal lavoro, dal fatto che non possiamo raggiungere il posto di lavoro, oppure degli assegni di invalidità, sono tutti costi che non vede la regione, perché la regione vede esclusivamente l'ospedalizzazione, il fatto che io utilizzo un farmaco piuttosto che un altro, e quindi diciamo un paziente a metà. Tutto il resto non viene visto. I caregiver, per esempio, non vengono considerati, anche se riconosciuta come figura giuridica oggi, non vengono considerati. I caregiver sono le mamme dei bambini, per esempio, reumatici, ma sono anche le persone che accudiscono un familiare o le persone che accudiscono il malato reumatico qualora non riesca a svolgere le sue normali attività quotidiane. E attività quotidiane non intendo solo il lavoro, ma intendo anche il fatto di farsi un letto piuttosto che riuscire a farsi la doccia. Silvia, io la ringrazio, adesso dobbiamo andare al Parco San Giuliano, abbiamo Anna Maria Parisi collegata per noi, la ringrazio per questo suo prezioso intervento. So che lei è molto attiva su Facebook, quindi insomma chi ne avesse la necessità. Silvia Tonolo, presidente di ANMAR, grazie per essere stata con noi in questo pomeriggio, grazie e buon lavoro. Allora, come appena detto, abbiamo la nostra Anna Maria Parisi che è al Parco San Giuliano di Mestre, lo sapete è uno dei luoghi insomma, del divertimento dove tanti veneti vanno a riversarsi nelle calde domeniche. Allora Anna Maria, com'è la situazione, come sta andando questo pomeriggio? Buongiorno. Vediamo se mi sente Anna Maria, siete in diretta. Sì, sono pronta comunque, io adesso ci riprovo e se no... In diretta. Credo con due amici del Nordic Walking. Buongiorno Anna Maria. Niente, non ci vede, vediamo. Eccoci nuovamente insieme, buonasera e ben ritrovati. Siamo qui dal Parco San Giuliano di Mestre, perché qui tantissima gente ha preferito il verde alla spiaggia, anche per questioni proprio pratiche, insomma per evitare code, che a dire la verità ci sono anche qui semplicemente per trovare un parcheggio. Hanno riaperto i bar che erano rimasti chiusi fino a poco tempo fa, ha riaperto anche il bar Rosso che si trova proprio lungo la strada qui verso Venezia. Io sono in compagnia con due istruttori certificati di uno sport che credevo fosse uno sport di contatto, invece mi hanno detto che non è così, è il Nordic Walking, quindi do il benvenuto all'istruttrice alla mia sinistra, a Daniela Moro, e a Pier Giorgio Toniolo. Buonasera, ben trovati. Siamo sufficientemente inquadrati perché non ho il ritorno da studio, non sono collegata, dunque io dicevo che fosse uno sport per il quale era previsto, visto che è uno sport di gruppo, per quanto ci sia il distanziamento, la riapertura dal prossimo 25 giugno, secondo disposizioni regionali. Invece non è così, vero Daniela? No, non è così perché adesso con tutte le nuove disposizioni dei DPCM abbiamo riaperto giovedì scorso la nostra attività, l'avevamo bloccata per il Covid, giovedì scorso abbiamo riaperto, ma abbiamo riaperto su prenotazione, quindi convocando soltanto piccoli gruppi, proprio per non fare assembramenti. Allora sono gruppi al massimo di 10 persone
e riusciamo a mantenere quindi una distanza di 1 metro l'uno dall'altro, ovviamente con tutti i presidi, si portano via la mascherina e si hanno il gel igienizzante nel caso, cioè non si scambiano nessun attrezzo, nessun indumento, quindi con delle regole ben stabilite da noi abbiamo fatto una sorta di protocollo come società. Anche voi? Sì, abbiamo fatto un protocollo e loro hanno sottoscritto questo protocollo e quindi con piccoli gruppi siamo riusciti a riprendere giovedì scorso. Ecco, e questa associazione, che è molto conosciuta, è la più antica, la più, diciamo così, datata della città di Mestre, è un'associazione che fa capo ad una internazionale ed è la rappresentanza veneziana poi di quella a sua volta italiana, e purtroppo ci sarebbe stato l'incontro nazionale proprio ad aprile, ma avete dovuto annullarlo, Pier Giorgio. Sì, allora una volta all'anno in tutto il mondo INWA, che è la nostra associazione, organizza quella Nordic Walking Day, cioè la giornata del Nordic Walking, e quest'anno doveva succedere, però è stato solo rimandato, ci sarà il prossimo anno qui a Venezia, quindi avevamo organizzato le passeggiate, dei convegni aperti alla cittadinanza, avevamo il patrocinio del Comune di Venezia, quindi ci davano degli spazi, quindi una cosa in grande, anche perché muove parecchia gente, quindi ci tenevamo di fare una bella figura, insomma è sempre un fiore all'occhiello, e purtroppo appunto questo Covid ci ha messo i bastoni tra le ruote, anche se noi usiamo i bastoncini come cosa. Come appoggio. Come appoggio. Ecco, perché tutta Italia si sarebbe ritrovata qui a Venezia. Dunque vediamo che sta minacciando pioggia e chissà che non arrivi durante questo collegamento, come è successo fino a poco fa a Treviso, a Piederobba, anche in quel di Bibbione. Cos'altro dire? Voi avete preso la specialistica all'Università di Scienze Motorie di Verona. Sì, noi abbiamo fatto un corso per diventare istruttori, però poi ogni anno c'è una riqualifica a questo corso, e in più abbiamo fatto anche una sorta di specializzazione all'Università di Verona e ci siamo specializzati nella pratica del Nordic Walking per le malattie metaboliche e le malattie oncologiche, quindi malattie metaboliche quali obesità, diabete e quant'altro, le oncologiche purtroppo insomma tutti i giorni abbiamo a che fare con persone operate per tumori, e noi abbiamo anche diverse associate, magari o col tumore al seno o con quant'altro, e con la pratica del Nordic sicuramente traggono dei benefici, quindi vengono in gruppo tranquillamente tutti assieme, loro fanno la loro attività e solo stare in questo parco meraviglioso all'aria aperta è un toccasana sicuramente. Ecco, c'è da dire che il gruppo consta tra iscritti e poi partecipanti di un numero molto sostanzioso, si arriva a toccare anche le 700 e più persone. Allora sì, noi come gruppo veneziano arriviamo intorno ai 150 persone, con dai 60 agli 80 che frequentano assiduamente tutto l'anno, però a livello 60-80 anni? Persone, 60-80 persone, però noi come gruppo facciamo parte di un gruppo di gruppi, si chiama VIC, Venezia in Cammino, e praticamente un'idea bellissima che è nata tra Mirano, Martellago, noi di Mestre, Quarto d'Altino, Jesolo, San Dona di Piave, si è poi aggiunta Lignano, Sabbiadoro e Mirano, e quando organizzano le loro uscite, ognuno organizza un'uscita annuale, quindi la cadenza diventa mensile, e ci troviamo tutti assieme lì, siamo centinaia e centinaia di persone che camminano e poi condividono anche il dopo camminata, un po' il terzo tempo del rugby, cioè quindi diventa anche una fraternità, un modo come un altro per scambiarci anche modi diversi di insegnare. Anna Maria, ascolta, abbiamo un paio di domande da studio. Di camminata, quindi anche il bello è proprio la diversità, l'unione della diversità e il desiderio di stare insieme e avere questo scambio, diciamo, culturale nel nostro settore. Senti Anna Maria, gentilmente abbiamo un po' di domande da studio. No, di iscritti. Chi è il più giovane e chi è il più grande? Giovane quanti anni avrà? Abbiamo pochissima gente che è sotto i 40, diciamo, abbiamo qualche ragazza, però purtroppo il Nordic Walking nei giovani è visto come qualcosa da vecchiotto, cioè il bastone porta e cosa, però abbiamo anche delle persone che sfiorano gli 80 anni e vengono e si danno da fare, sono molto attivi, quindi diciamo
l'età media siamo intorno ai 58-60 anni comunque come età media. Ecco, prossima attività quando sarà? Chi me lo dice in conclusione? Allora la nostra uscita, quella che quella che ci contraddistingue, dovrebbe essere a ottobre. Però c'è un dubbio anche là, sempre per il Covid. Anche lì, sempre per il Covid, che venga sospesa. Quella è la famosa maratonella di Campalto, che unisce sia il mondo dei runner che il mondo del Nordic, al quale avrebbero partecipato tutte le associazioni che fanno parte di Venezia in Cammino, come Nordic Walking, e dopo c'è tutto il gruppo del runner, ma là veramente muoveva centinaia e centinaia di persone. Ecco, allora ringraziamo i walkers, i camminatori del Nordic Walking, l'ho pronunciato male ma questo è, e magari proverò anch'io a fare una camminata con voi anche alla scoperta del verde di Mestre in mezzo alla natura e ai boschi. Vi restituisco la linea e poi ci rivediamo più tardi e andremo a trovare una struttura molto grossa, una RSA di Mestre molto conosciuta nel territorio. A dopo. Grazie Anna Maria Parisi con l'approfondimento legato al Nordic Walking. Poi avete visto c'era il parcheggio pieno al Parco San Giuliano di Mestre, quindi davvero grande affollamento per questa domenica pomeriggio, anche se anche qui il cielo chiamava pioggia, lo stiamo dando un po' in tutto il Veneto, l'allarme maltempo. Vi facciamo rivedere le immagini legate a quello che è accaduto oggi pomeriggio a Pederobba, con una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta sulla frazione, anche nella zona di San Vito a Valdobbiadene. Abbiamo Cristian Orboit sul posto. Ecco, guardate che cosa è accaduto nel giro di mezz'ora: una bomba d'acqua con fango e detriti trascinati appunto lungo le strade, case e scantinati allagati. I vigili del fuoco sono sul posto, ci stanno tenendo aggiornati, non ci sono stati feriti, quindi insomma il problema ovviamente è legato alla conta dei danni. I cittadini si sono subito riversati nelle strade per sistemare la situazione, e anche questo è stato testimoniato dalla fonte da cui abbiamo ricevuto queste notizie, che è la pagina Facebook Meteo Bassano Pedemontana. Allora, se questo è quello che sta accadendo nel nostro territorio, avete sentito che cosa ha detto oggi il Presidente Zaia, ovvero che c'è una deadline, cioè la possibilità, se le cose continueranno ad andare in questo modo, che a partire dal 15 di luglio le restrizioni verranno non allentate ma decisamente abolite, e questa sarebbe una buona boccata d'ossigeno per molti enti, soprattutto per quelli delle sale da ballo, cinema, discoteche, insomma tutti quelli che adesso stanno aprendo, anche i ristoratori hanno aperto parzialmente, quindi con ben al di sotto delle loro capacità, ma che appunto hanno bisogno di poter tornare a lavorare a pieno regime per recuperare anche l'indotto di questi 2 mesi di lockdown. Allora, tra pochissimo avremo con noi l'avvocato di Confapi di Castelfranco Veneto, parleremo di piccole e medie imprese, è anche all'interno del direttivo di Apindustria di Venezia, quindi cercheremo un po' di capire quali sono stati i problemi che hanno affrontato in questa fase tutte le piccole e medie imprese, quindi gli imprenditori, ma anche problemi a livello legale, perché in moltissime situazioni le commesse sono state ordinate a causa del lockdown, non sono potute essere evase, e quindi quali problemi hanno riscontrato gli imprenditori del nostro territorio cercheremo insomma di capirlo tra poco. Andiamo a vedere quali sono gli altri approfondimenti che abbiamo a disposizione. Sicuramente possiamo mandarvi in onda un servizio che abbiamo preparato legato alle imprese del territorio. Andiamo a vedere, eccolo qua, burocrazia imprese. Sapete che ieri sono partiti gli stati generali dell'economia, uno dei grandi dettami, uno degli obiettivi di questa grande tavola rotonda che coinvolge tutti gli attori e che durerà circa una decina di giorni, è proprio quello di abolire la burocrazia. La burocrazia che di fatto è un grandissimo freno, soprattutto anche per quanto riguarda le norme legate agli appalti. Allora, guardate questo servizio che abbiamo preparato e poi lo commenteremo in studio. 10 miliardi all'anno è quanto la mala burocrazia e il cattivo funzionamento del settore pubblico pesano sulle aziende italiane. La stima è quella fatta dall'ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha monetizzato il costo della gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione per il sistema produttivo. Tra moduli da compilare, certificati da produrre, adempimenti da espletare, per le aziende venete il costo annuo ammonterebbe a circa 5 miliardi di euro.
Se a questi soldi aggiungiamo anche i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, alle nostre imprese complessivamente sono oltre 10 miliardi di euro il costo anno che le nostre aziende sono costrette a subire. Da più parti si denuncia il peso della burocrazia, continua Zabeo, parole che cadono però nel vuoto. Segnalo ad esempio che il decreto rilancio che è stato approvato 10 giorni fa dal governo, non 10 anni fa, ma 10 giorni fa, è costituito da 266 articoli, ma per rendere operativo quello strumento, quel decreto di rilancio, saranno necessari 103, ripeto, 103 decreti attuativi. Capisce benissimo quindi che la burocrazia non è qualcosa che cade dal cielo. Dall'analisi degli artigiani emerge che sul fronte dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione del Veneto, aziende sanitarie regionali, i comuni capoluogo, le 7 province e la stessa regione Veneto risultano virtuosissime. Il Veneto, in generale il nord-est, è una delle aree dove la pubblica amministrazione è tra le più efficienti d'Italia, con livelli di performance paragonabili ai medi europei. Però è chiaro che tutto questo non basta ancora, evidentemente bisogna lavorare di più, bisogna intervenire in maniera più decisa, perché bisogna in qualche modo semplificare il quadro normativo. Semplificazione del quadro normativo dunque. Oggi il Presidente Zaia ha anche confermato che agli Stati Generali dell'Economia la Regione del Veneto porterà 5 istanze, la prima ovviamente è quella di ritornare a parlare di autonomia, la seconda è quella di poter avere delle risorse, la terza è quella di semplificare i processi soprattutto per i cittadini, la quarta è quella di togliere la burocrazia, per esempio per quanto riguarda il codice degli appalti. Il modello dovrebbe essere quello del Ponte Morandi, ovvero la Regione del Veneto ha una marea di infrastrutture che sono pronte a partire, ci sono tanti progetti in cantiere, ma la burocrazia sta ovviamente impedendo tutto questo e questo è causato dalla presenza del codice degli appalti. Sul modello Morandi si può lavorare affinché insomma, si riesca a velocizzare i processi, quindi a iniettare nuove risorse attraverso le infrastrutture, e questo è un altro dei grandi temi che verranno affrontati in questi giorni. Siamo in attesa di collegarci con Silvia Sardena, vicepresidente Confapi di Castelfranco, membro del consiglio direttivo di Apindustria di Venezia. Nel frattempo cogliamo un po' l'occasione per mandare un servizio che abbiamo preparato che riassume quella che è stata la giornata di ieri, la giornata del Santo, che è stato preparato proprio dalla redazione di Antenna 3. Allora vediamo subito il servizio. Ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete? Dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone anche qui a Schiavonia, i 2 militari la stanno accompagnando. Il busto che custodisce le reliquie di Sant'Antonio lascia l'ospedale di Schiavonia, portato a braccia dai militari. Uno dei momenti forse più toccanti del viaggio in elicottero che ha reso possibile coinvolgere nei festeggiamenti del Santo di Padova, nel giorno a lui dedicato, i luoghi simbolo dell'epidemia. Quella stessa epidemia che ha impedito lo svolgimento della consueta affollata processione del 13 giugno. Dopo il decollo da Padova, l'elicottero atterra proprio lì dove l'emergenza era iniziata, all'ospedale di Schiavonia. Di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. È un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con un spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate. L'inizio dei festeggiamenti al sorgere del sole con l'apertura del portone della basilica e l'afflusso lento e ordinato dei fedeli, molti in coda già da diverse ore. Tanti i devoti presenti sul sagrato nel rispetto di distanze e mascherine per partecipare alle numerose messe celebrate nell'arco della giornata e visitare la tomba del santo. Ma il clou è senza dubbio il viaggio in elicottero. Le reliquie di Antonio, accompagnate dal rettore della basilica Oliviero Svanera, dopo la tappa a Schiavonia riprendono il volo verso Merlara, dove
del virus ha colpito soprattutto gli anziani. Vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Questo è il municipio. Vedete? Ed eccolo ancora Padre Oliviero che saluta i parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. A Vo i fedeli salutano scrivendo con i propri corpi il nome del paese sul campo sportivo. E ancora la virata del colonnello Colucci per salutare Vo Euganeo. E poi il sorvolo del luogo dove Antonio trascorse gli ultimi giorni prima di morire, Campo San Piero. Anche qui i fedeli radunati ma distanziati salutano dal basso l'effigie del santo. Ricambia il saluto anche per tramite di Padre Oliviero Svanera. Infine rientro a Padova, sorvolando la città in una sorta di abbraccio dall'alto. Stiamo arrivando al santo. La benedizione per intercessione del santo scenda questa splendida e operosa città, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eccoci, allora avete visto il volo, vi abbiamo un po' riproposto il servizio che ha riassunto l'intera giornata, perché è stato davvero un momento importante per tutta la città del Santo, ovviamente per Padova, ma insomma peraltro anche per tutto il Veneto, che ha potuto attraverso la lunga diretta di Rete Veneta seguire le celebrazioni della festa del Santo. La vedo già collegata con noi l'avvocato Silvia Sardena, vicepresidente di Confapi di Castelfranco. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti, Siamo grazie. Già verso la sera, ha ragione. Allora, senta, quali sono stati, qui parliamo di piccole e medie imprese, quali sono state le difficoltà proprio legali che hanno incontrato le aziende in questa fase di chiusura? Immagino tantissime aziende che hanno ricevuto commissioni, non hanno potuto portarle a termine, hanno avuto dei problemi di rapporti con la clientela, hanno avuto problemi con il personale. Lei è un avvocato e segue appunto i processi legali. Possiamo un po' fare una fotografia di che cosa è stata questa quarantena e di che cos'è questa ripresa per le aziende dal punto di vista legale? Sì, in effetti le difficoltà sono state molte, perché la chiusura è stata pressoché improvvisa e quindi in una prima fase l'attenzione è stata sia mia come legale che dell'associazione che rappresento, è stata volta a cercare di far mantenere l'attività produttiva di quelle aziende che secondo i decreti potevano ancora continuare l'attività produttiva. Quindi la prima fase del lockdown si è caratterizzata per verificare quali aziende potessero effettivamente continuare a produrre in sicurezza e chiedere diversamente il permesso per quelle che non avessero avuto un codice Ateco ricompreso espressamente all'interno dell'elenco previsto dagli allegati dei decreti, introdurre la possibilità per quelle aziende che facessero parte di una filiera cosiddetta essenziale di continuare a produrre. Successivamente i provvedimenti che hanno inciso di più sono stati invece per le imprese. Abbiamo avuto il divieto di licenziamento che è prorogato poi fino al 17 agosto, i provvedimenti per la cassa integrazione, il divieto legislativo di fallire. E poi principalmente noi anche come associazione abbiamo attivato una serie di aiuti concreti verso le imprese. Abbiamo creato una sorta di cosiddetto pronto soccorso per le imprese, cioè un gruppo di una decina di professionisti pronti ad aiutare e a consigliare gli imprenditori che si sono trovati in un così breve periodo d'urgenza a dover sospendere l'attività. Ricordiamo infatti che attraverso le associazioni di categorie il governo ha concesso una proroga per qualche giorno per chiudere gli stabilimenti, perché diversamente il decreto è stato
sottoscritto il sabato sera e prevedeva la chiusura delle aziende il lunedì mattina. Attraverso l'intervento delle associazioni di categoria è stato possibile chiedere e ottenere una proroga per la chiusura degli stabilimenti di 3 giorni e poi di ulteriori 5, quindi di una settimana per poter chiudere gli impianti. Poi personalmente come associazione un tema da noi molto sentito è stato quello della produzione delle mascherine, perché i decreti hanno imposto l'uso delle mascherine sia in una prima fase all'esterno che all'interno dei luoghi dove non fosse possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, ma in una prima fase era difficile il reperimento di questi dispositivi di protezione. Quindi varie aziende del territorio hanno in qualche modo risposto prontamente all'appello di riconvertirsi e di produrre mascherine. Questo è stato possibile soprattutto con il decreto col decreto Cura Italia che è uscito il 17 di marzo e ha permesso una legislazione, in forza di una legislazione in deroga, ha permesso la produzione di mascherine. Ci sono 2 tipi di mascherine, quelle per la collettività che hanno una sorta di minore protezione, sono simili al valore protettivo che potrebbe avere una sciarpa, e invece quelli previsti le mascherine che possono avere la funzione di dispositivi di protezione e la cui produzione è possibile fino al 31 luglio in deroga, cioè è possibile produrre mascherine anche senza la certificazione CE. E quindi le aziende... C'è stato un po' il problema legato ai prezzi, no? Perché poi è stato fissato un prezzo di vendita che ha messo in difficoltà moltissime aziende che avevano convertito la loro produzione, ma sono costi difficili da sostenere, insomma. Sì, noi come associazione anche ci vantiamo perché abbiamo risposto prontamente e quasi 8 aziende hanno, tra le aziende seguite da noi, tra Confapi Treviso e Apindustria Venezia, hanno cominciato la riconversione. Non tutte hanno portato a termine il processo sino a diventare dispositivo di protezione, però soprattutto alcune sono riuscite e abbiamo identificato quella che è la mascherina chirurgica lavabile. Prima il provvedimento del commissario straordinario Arcuri, l'ordinanza del 26 aprile, calmierava il prezzo delle mascherine, quindi in qualche modo poteva vanificare, e sono state evidenti le proteste di altri imprenditori soprattutto, poteva vanificare lo sforzo fatto da queste aziende che avevano sostenuto dei costi per riconvertire l'impianto e sicuramente non riuscivano a vendere il dispositivo di protezione a 0,50 perché essendo una mascherina cosiddetta speciale, cioè chirurgica ma lavabile, che può sopportare sino a 20 lavaggi, sicuramente non poteva avere un prezzo così ridotto. Come associazione di categoria ci siamo riuniti, abbiamo fatto un'istanza, una richiesta di chiarimenti al commissario e a differenza di quanto fatto anche singolarmente come legale, diciamo che il commissario ha risposto positivamente, chiarendo che l'obiettivo di questa ordinanza è la tutela della collettività e evitare le speculazioni, escludendo però dall'ambito di applicazione le mascherine chirurgiche, le mascherine chirurgiche lavabili, esatto. E in questo modo devo dire che la collaborazione, cioè io stessa sono stata positivamente sorpresa di questa risposta, perché è stata una risposta positiva alle aziende e al tessuto produttivo, perché in un momento in cui c'era un'estrema confusione anche sul processo da seguire, perché poi adesso non mi dilungo nella tipologia di mascherine che ci possono essere e nella difficoltà dell'iter di trovare i laboratori accreditati che facessero la certificazione in deroga, sembrava vanificare un po' lo sforzo di queste aziende che avevano in primis cercato di mantenere la produttività della propria azienda, mantenendo posti di lavoro e mantenendo attivi gli impianti. Certo. Però in un secondo anche il secondo interesse che veniva tutelato era quello proprio di proteggere la collettività dall'evitare di
dover lasciare la collettività sfornita di dispositivi di protezione. Parliamo di dispositivi di protezione che non hanno solo una funzione di protezione della collettività, cioè della signora che si reca al supermercato piuttosto che nel trasporto nei mezzi pubblici, ma dispositivi di protezione che servono a tutelare i lavoratori durante l'esercizio dell'attività lavorativa. Senta, dal punto di vista legale ci sono stati altri problemi, insomma, che hanno dovuto affrontare le piccole e medie imprese del nostro territorio, insomma, visto che avete attivato questo punto di pronto soccorso, quali sono state un po' le istanze maggiori delle aziende che hanno chiesto il vostro aiuto? Le aziende hanno chiesto il nostro aiuto per ottenere i finanziamenti che sono stati decretati effettivamente dal governo, poi attraverso l'intermediazione della banca. Io personalmente anche ho dovuto seguire alcune imprese per accedere alla moratoria sui mutui o accedere ai finanziamenti con la garanzia statale. Un aiuto l'abbiamo dato anche invece sia come legale che come associazione, appunto come dicevo all'inizio, nella riapertura delle attività produttive, perché il codice Ateco molte volte era generale e quindi c'è stata la difficoltà di dover specificare al prefetto quale attività poi in concreto veniva svolta dalle singole imprese. Io personalmente come legale avevo delle aziende che non avevano, il cui codice Ateco era talmente ampio che non veniva ricompreso non era ricompreso tra quelle attività che potevano effettivamente ricominciare a lavorare prima del 4 luglio. Quindi abbiamo assistito le aziende nel cercare di mantenere la produzione, di mantenere i posti di lavoro, e poi soprattutto la fase successiva, la preparazione alla fase 2, è stato quello invece un aiuto al mettere in sicurezza le aziende, perché il messaggio che noi abbiamo cercato di trasmettere è che effettivamente l'attività produttiva poteva continuare purché poteva riprendere, diciamo, purché fossero mantenuti assolute misure di sicurezza. In questo senso abbiamo avuto anche uno scambio con lo Spisal di varie città, proprio per avere uno scambio e dare ai nostri associati la possibilità di confrontarsi e capire effettivamente. Anche qui le istituzioni hanno risposto bene, nel senso che si sono fatte partner quasi delle aziende e non avevano un intento sanzionatorio, ma proprio un intento di far fronte a quella che è un'emergenza che ha colpito e che ci ha trovato impreparati, perché ci siamo dovuti approcciare in modo sperimentale a questa nuova realtà. Ma insomma, però lei ci sta dicendo che il sistema in qualche modo ha retto, no? Da quello che è stato deciso al governo al collegamento con le associazioni di categoria che hanno fatto da filtro poi direttamente sugli imprenditori per riuscire a muoversi, insomma, in questa marea di informazioni. Quindi in qualche modo il sistema ha retto, ecco. Sì, sicuramente c'è un clima di incertezza. Il calo produttivo è rilevante, il calo del fatturato è evidente, però noi come associazione dobbiamo dire che la volontà dell'impresa veneta è particolarmente tenace. L'impresa veneta è conosciuta per la sua tenacia e assistita dalle associazioni di categoria in questo momento ha cercato di rispondere in modo positivo a questa epidemia a cui non eravamo preparati. Certo, grazie Silvia Sardena, avvocato con Fapi di Castelfranco e App Industria di Venezia. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie, buon lavoro a voi. Noi insomma affrontiamo varie tematiche, come siete ormai abituati a capire nel corso della nostra edizione straordinaria, perché abbiamo parlato di problemi legati all'approvvigionamento dei farmaci, soprattutto per i malati reumatici del territorio. Ora abbiamo parlato di piccole e medie imprese, tra pochissimo parleremo di anziani, dopo la pubblicità.
Edizione straordinaria, eccoci ben ritrovati. Avete sentito quali sono stati un po' i problemi, soprattutto dal punto di vista legale, che hanno avuto le piccole e medie imprese del nostro territorio, tanto che l'associazione di categoria Confapi ha dovuto istituire un vero e proprio pronto soccorso. Soprattutto la fase più difficile è stata quella quando sono stati emanati i codici Ateco che definivano quali erano le aziende che potevano o meno aprire, e anche in questo, proprio perché i codici Ateco comprendono varie attività, è stato reso necessario l'aiuto delle associazioni di categoria, associazioni che saranno protagoniste in questi giorni a Roma degli Stati Generali dell'Economia. Martedì e mercoledì verranno ascoltate tutte le associazioni di categoria a livello nazionale. Sono uscite delle ultime notizie, questa volta la notizia riguarda i matrimoni, perché a partire da lunedì 15, oltre al classico matrimonio, è possibile anche fare dei banchetti, ma sono state dettate le linee guida anche per i banchetti, che sono purtroppo linee guida con delle restrizioni piuttosto particolari. L'ANSA racconta che nelle linee guida che riguardano gli indirizzi specifici per i banchetti dei matrimoni viene prescritta una disposizione dei tavoli che assicuri il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, tranne ovviamente i conviventi, e privilegiato l'utilizzo di spazi esterni. All'eventuale buffet non sarà possibile toccare il cibo con le mani e la modalità self-service può essere consentita per i buffet realizzati solo con prodotti confezionati in monodose. Anche alla fila dei tavoli per servirsi o essere serviti, sempre allo scopo di evitare assembramenti, bisognerà rispettare la distanza di 1 metro. Ecco, insomma, questa è la fotografia di quello che potrebbe essere il ricevimento di un matrimonio a partire da domani. Insomma, le norme sono piuttosto restrittive, quasi insomma da far passare la voglia di farlo, però insomma cercheremo di capire, sentendo anche un po' i professionisti del settore, come si stanno organizzando per gestire anche questa fase 3. Intanto diamo la linea nuovamente ad Anna Maria Parisi, che ha intervistato per noi Giorgio Brunello, il presidente dell'Avis regionale, perché oggi è la giornata mondiale del donatore e il Veneto ha parecchi primati. Sentite. Eccoci rientrati in onda. Dicevo che oggi è una giornata speciale anche dal punto di vista della solidarietà, perché oggi è la giornata mondiale del donatore del sangue. Allora io ho chiesto gentilmente se poteva raggiungermi, lui è stato così cortese da accettare l'invito, il presidente regionale dell'Avis, Giorgio Brunello. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Le do subito il cappellino, così siamo in 2. Ah, il cappellino rosso sangue e giallo plasma. Eccolo qua, il cappellino del donatore. Dunque, c'è una peculiarità molto importante che forse viene detta poco, ma ne ha parlato anche il presidente Zaia prima in conferenza stampa. In Italia siamo gli unici ad avere un tempio, il Tempio del Donatore. Di cosa si tratta? Sì, è un tempio internazionale del donatore ed è un luogo dove ci sono occasioni di incontro, di relazioni, di solidarietà e anche per chi ci crede ovviamente di preghiera. È a Pianezze, a Valdobbiadene, ed è una cosa che, insomma, a cui noi teniamo molto, tengono tutti i donatori, non solo di sangue, perché adesso hanno aderito alla nuova associazione anche l'Aido, anche la Frates, anche tante altre associazioni, quindi sta diventando una cosa ancora più, se vogliamo, di solidarietà per tanti. Ma non soltanto di solidarietà, ma è anche uno dei luoghi del cuore di FAI, quindi insomma va mantenuto, va visitato soprattutto. Sì, va visitato e noi preghiamo infatti che votiate come luogo del cuore del FAI, perché è uno dei luoghi importanti sulla categoria specifica, e speriamo ovviamente di raccogliere tantissimi voti, perché in questo momento abbiamo bisogno anche di risorse, visto che il Tempio ha bisogno di ristrutturazioni pesanti e molto importanti, quindi votarlo non costa niente, ma serve a tanto. Quando è possibile andarlo a visitare? Perché personalmente io vorrei andarci al più presto. Beh, noi in settembre pensiamo che i lavori siano finiti, però per prudenza diciamo che aspettate quando ci sarà l'inaugurazione del Tempio con i nuovi lavori che sono portati a termine. Infatti purtroppo è proprio il tetto quello che deve essere messo a posto. In attesa, poi settembre è veramente un mese in cui accadranno tantissime cose, e poi c'è un'altra peculiarità, c'è un conto che si chiama il conto del donatore, ho detto giusto?
Il conto lavoro. È il conto lavoro, vabbè, perché io ho fatto un mix. È il conto lavoro che riguarda il plasma. Ci spiega meglio di cosa si tratta? Sì, è una cosa molto importante perché rispetto agli altri paesi del mondo, in Italia, nel Veneto, abbiamo inventato questa cosa un po' particolare. Cioè il plasma dei donatori viene inviato all'industria per produrre farmaci per gli ammalati, piuttosto che comprarli in commercio. E oggi con questa difficoltà e con la pandemia, alcuni paesi e i produttori sono tutti internazionali, Stati Uniti in primis, rischiamo di non avere plasma derivati per gli ammalati. Aver inventato il conto lavoro, che ovviamente viene prodotto gratuitamente, è un prodotto etico perché i plasma derivati provengono dai donatori che donano, come sapete, gratuitamente. Quindi rispetto al mondo questa è una nostra peculiarità e quindi di fronte anche a speculazioni che sono state fatte o comunque insomma a bufale che sono state dette che sul conto lavoro ci si specula, invece non è vero perché viene pagato solo la lavorazione in quanto tale e poi il plasma derivato viene messo a disposizione di tutti gli ammalati e anche compensato tra le varie regioni d'Italia, quindi è un prodotto sicuro ed è un'invenzione che il Veneto ha fatto a favore di tutti quanti, quindi il plasma che serve non solo per essere dato immediatamente agli ammalati che ne hanno bisogno, ma anche per produrre quei plasma derivati che sono salvavita poi. Infatti ne aveva parlato proprio poco fa anche il governatore Zaia in merito all'importanza del plasma per la cura, lo ricordiamo, al Covid e anche dell'utilizzo del plasma per la produzione di farmaci. Cosa possiamo aggiungere ancora? Quanti sono i donatori Avis in Veneto? 350.000 diceva il Presidente, 30.000 a cui si aggiungono altri 30.000 da altre associazioni, però c'è sempre bisogno di sangue. Sì, su questo volevo aggiungere due cose. Allora, il plasma iperimmune è quello che serve appunto per un'eventuale ripresa dell'epidemia ed è rivolto non ai donatori ovviamente, è rivolto a tutti i cittadini che hanno passato la malattia in modo pesante, non quelli che l'hanno avuta in modo leggero e quindi oggi sono chiamati dalle aziende sanitarie appunto a recarsi per un prelievo in caso che ce ne sia bisogno e speriamo di no, però questa è una domanda che viene fatta, è una richiesta che viene fatta dalle aziende sanitarie. Ecco, per quanto riguarda invece il resto, devo dire insomma continuate a donare perché noi abbiamo avuto un calo incredibile ai primi dell'anno proprio con l'inizio del Covid, però dopo i donatori e molti cittadini poi sono recati a donare per la prima volta, quindi c'è stata una risposta entusiastica, avevamo le code e non riuscivamo a tenere a freno. Anche troppo, devo dire, perché andava regolato con la prenotazione. Adesso, dopo ovviamente questo eccesso, stiamo tornando nuovamente in emergenza perché sono ripresi gli interventi chirurgici e di laboratorio e quindi abbiamo ancora più bisogno ovviamente di sangue. Quindi l'appello nuovamente è recarsi a donare e quindi recarsi a fare la donazione per la prima volta, quindi a farla ovviamente l'idoneità, perché di questo oggi c'è bisogno ancora più di prima, quindi in modo regolare, costante e periodico. Questo oggi e anche ieri insomma la donazione di sangue è. Quindi con questo appello, se non hai domande da studio, ti restituisco la linea e abbiamo messo da parte un cappellino anche per te, Anna, grazie appunto all'Avis. Linea allo studio. Ok, grazie Anna Maria. Allora insomma avete sentito quali sono i primati della nostra regione. Adesso tra pochissimo il tema che vogliamo affrontare è quello degli anziani, perché che estate sarà per i nostri anziani? Sono la categoria più debole, quella più duramente colpita da questa pandemia e è stata intavolata una conferenza molto interessante a Ponte San Nicolò proprio per affrontare questo tema. Allora andiamo in pubblicità e poi ne parleremo insieme a uno psicologo e psicoterapeuta. Edizione straordinaria, buonasera. Tanti temi che stiamo affrontando in questo spazio che precede il notiziario di Treviso. Allora avete sentito, sono tanti i modi con cui il nostro paese cerca di rialzarsi e parlando di ripresa economica, lanciando anche i nuovi dati del turismo con le varie aperture augurali delle stagioni balneari sia di Jesolo che di Bibbione, oggi è stato presentato anche un nuovo gusto di gelato, un po' la novità che hanno portato i gelatai del Veneto, una categoria di circa 1.800 professionisti che oggi durante il punto stampa di Luca Zaia hanno presentato il nuovo gusto, un gusto che verrà venduto in tutte le gelaterie del Veneto ovviamente ed è il gusto della ripresa. Sentite. In Veneto cos'è che si fa quando uno è un po' gracile, viene fuori da una malattia
nella convalescenza, sbattutino. E hanno fatto il gelato sbattutino. Direttamente dal libro delle ricette della nonna e dai ricordi d'infanzia di migliaia di veneti, l'uovo sbattuto con zucchero e marsala per i più fortunati diventa lo sbattutin, la ricetta dei gelatai veneti. Uovo sbattuto e passito veneto e biscotti, un mix di energia e bontà, una sorta di tributo della categoria che con l'ordinanza di Zaia ha potuto riaprire in tempi impensabili e iniziare così la stagione estiva che rischiava di perdere. Abbiamo pensato di aggiungerle anche un passito veneto per renderlo ancora più ricco come gelato l'abbiamo arricchito con dei biscotti. Abbiamo pensato di fare tutti con prodotti originali del Veneto per dare la ricrescita, grazie al Presidente che è stato quello che ci ha dato l'opportunità di aprire come Veneto le gelaterie, prima di tutto come diceva prima da Asporto e poi con la consegna dalla gelateria. Chiamatelo il gelato della ripresa, della rinascita. Certo è che inizierà ad essere prodotto e venduto in tutte le gelaterie del territorio. 4 maestri in rappresentanza: Stefano Buosi, Fausto Bortolot, Renzo Ongaro, Paolo Garn, oggi ospiti del punto stampa di Zaia. Ricotta e marmellata di fichi invece per il gelato del Presidente. Durante la diretta oggi è stato presentato anche il giovane Mattia, 12 anni, vicentino, che con 55 bottiglie di latte ha dato vita a questa mucca rigorosamente con la mascherina, plastica e cartone colorati, e la sorpresa della mucca che invece del latte porta il contributo dei suoi piccoli giovani creatori. Quasi a sorpresa. Dillo. 5 euro. 5 euro. Una donazione con il cuore da Mattia e i suoi fratelli e altri amichetti, una delle tante che hanno accompagnato i disegni che in queste settimane sono arrivati e saranno esposti nella mostra dedicata proprio ai bambini. Dai bambini agli anziani, lo spazio che abbiamo pensato di proporvi ora è con il contributo di uno psicologo e psicoterapeuta del nostro territorio. Lui è Cristian Bisato, che ringrazio per essere qui con noi. Buonasera Cristian. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, lei Cristian è stato protagonista di una sorta di diretta a Facebook, ormai sono diventate famose queste dirette, organizzata dall'assessore Enrico Rinuncini. Siamo a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Il tema era l'estate degli anziani e delle loro famiglie. Lei ha partecipato insieme ad Ernesto Buratin, consigliere nazionale UNEPA, e Leone Carollo, presidente Ancescao Veneto. Ernesto Buratin l'abbiamo invitato a partecipare, siamo ancora in attesa che riesca a collegarsi, ma insomma capiamo che lo strumento Skype non è di così semplice utilizzo. Allora, intanto, nell'attesa insomma di avere con noi, e lo speriamo vivamente, anche il suo collega, partiamo un po' con lei. Che estate sarà per gli anziani che sono stati evidentemente i più colpiti da questa pandemia? Possiamo un po' partire da qui per poi fare un disegno a 360 gradi di che cosa aspetta gli anziani, quindi quale sarà di fatto il loro futuro alla luce di questo nuovo virus con cui dovremo evidentemente imparare a convivere. Che estate sarà? Sarà un'estate diversa per chi vive a casa e per chi invece vive nelle residenze assistenziali. Nelle residenze sicuramente si spera che sia un'estate di relazioni con i propri cari, che in questo periodo stanno diventando possibili. È stato un periodo lungo, difficile, mesi in cui non hanno potuto incontrare i loro familiari. In questo periodo, insomma, questa cosa sta avvenendo e ci sono delle scene sempre molto commoventi di incontri aspettati, attesi, che finalmente diventano realtà. Per quello che riguarda l'anziano a domicilio, bisogna fare un po' di distinzioni, nel senso che la speranza è quella di ritornare quanto prima ad una normalità. Nella realtà è giusto ed è legittimo, essendo gli anziani le categorie più a rischio, prendersi del tempo e fare delle valutazioni. Gli anziani a domicilio hanno sofferto. Chi ha sofferto di più sono le famiglie che assistono persone con demenza, e in particolare i caregiver, i familiari che hanno assistito queste persone con demenza. Tutti i servizi a cui prima potevano accedere, centri sollievo, centri diurni, caffè Alzheimer, sono stati bloccati. La quarantena li ha
tenuti in casa, costretti a dei limiti che per natura le persone con demenza fanno fatica a comprendere e ad accettare, e hanno costretto i loro familiari anche a non poter fare le naturali passeggiate che spesso erano un motivo di sfogo. L'altra categoria che ha sofferto particolarmente è stata quella degli anziani soli, quelli che già vivevano problemi di isolamento sociale, di solitudine, che hanno visto venir meno progressivamente anche quei minimi contatti, quella routine che si erano creati. Gli altri sono gli anziani che avevano trovato un loro equilibrio, quelli che frequentavano i centri per anziani, che stanno cercando in questo momento di riaprire. Questo è un po' il quadro a cui ci troviamo in questo momento di fase 2. Le aspettative sono molte. Sì, prego. No, prego, continui pure. Le aspettative sono molte, sono aspettative soprattutto di relazione. C'è stato un grande impegno da parte del volontariato nel territorio, in particolare nei comuni che come associazione, faccio parte di un'associazione che si chiama Con Amore e con Rabbia, seguiamo Ponte San Nicolò e Saonara in primis, nel sostegno telefonico da parte dei volontari che hanno settimanalmente chiamato gli anziani soli, gli anziani più fragili. Io stesso con la mia equipe di psicologi siamo intervenuti nelle situazioni più a rischio, in modo di non lasciare soli gli anziani. Nella realtà però in questa fase la domanda è chiara, forte, inequivocabile: vogliono il contatto, vogliono la relazione, e non sempre in questo momento siamo in grado di dargliela come prima erano abituati. Sì, ha un po' anticipato la mia domanda, nel senso che in tutto questo periodo poi anche il susseguirsi di varie decisioni che sono state prese dal governo, tra decisioni del governo con i vari DPCM e poi le ordinanze che sono arrivate dalla regione, miravano un po' a creare una sorta di equilibrio tra poter permettere un parziale ritorno alla normalità, ma anche la paura che il contagio tornasse insomma a dei livelli alti. Quindi è un po' questo quello che ci sta facendo ancora fermare, tant'è che insomma non tutte le case di riposo adesso hanno aperto alle visite ai parenti. Secondo lei che sta lavorando con gli anziani, è più forte in questo momento ancora la paura del contagio? Insomma, abbiamo visto molti anziani che sono stati separati dai loro nipoti per questo, quando ancora si pensava che i bambini fossero un enorme vettore, oppure c'è più il bisogno di tornare alla normalità? Cioè, quali sono un po', che cosa prevale maggiormente in questo momento? Allora, nella realtà la paura del contagio c'è, è difficile generalizzare, ci sono delle persone che hanno gestito bene quella che è stata la fase di quarantena, hanno trovato le risorse per andare avanti, però persiste ancora in molti, non nelle case di riposo, che comunque hanno fatto esperienza di essere stati ben protetti e ben tutelati, ma soprattutto di chi vive a domicilio. Io ho diversi pazienti di una certa età in studio che ancora non se la sono sentiti di venire in studio per proseguire i lavori che avevamo cominciato. Dall'altra coesiste il bisogno di relazione che è forte, ed è bisogno anche di contatto fisico, perché io lo vedo quando faccio i colloqui, gli incontri con i familiari in casa di riposo, siamo divisi da un plexiglass con tutte le misure di sicurezza, ma il desiderio profondo è quello di toccarsi. Gli anziani chiedono: ma perché non possiamo salutarci con un abbraccio? Perché non possiamo toccarci le mani? Appoggiano la mano sul vetro del plexiglass e cercano il contatto. Sono troppi mesi che questo contatto manca. Senta, quanto ha pesato secondo lei la situazione che si è venuta a creare nelle case di riposo? Lei pensa che ha cambiato un po' il modo di vedere, anche dal punto di vista degli stessi anziani, in sé il ricovero in casa di riposo, visto che di fatto alcune si sono rivelate insomma una gabbia enorme e in cui i focolai sono esplosi? Pensa che abbiamo cambiato il modo di vedere le case di riposo? Sicuramente nella fase iniziale in cui sembrava che nelle case di riposo ci fosse il Covid, fosse il problema più grande del mondo, c'è stata una grande preoccupazione da parte degli utenti che volevano entrare. Io lavoro all'Istituto Configliacchi Residenza Breda e
Il giorno dopo i fatti di Vo abbiamo chiuso e non abbiamo avuto nessun problema, e abbiamo inizialmente, fin da subito, organizzato con gli anziani il contatto col tablet, adesso li stiamo facendo incontrare separatamente con i loro cari. Credo che poi lentamente le cose torneranno alla normalità. Per assurdo, la casa di riposo oggi è il posto più sicuro. Quali consigli si sente di dare alle famiglie, dottore? Alle famiglie proprio anche alla luce, insomma, di un'estate da trascorrere? Allora, credo che la prima cosa sia quella di valutare lo stato di salute psichica del proprio caro. Dopo mesi di chiusura e di lontananza vanno capiti e colti i segnali di sofferenza. È necessario entrare in una sintonia con il proprio caro, perché mesi e mesi di chiusura hanno prodotto nella mente delle persone tanti vissuti che hanno bisogno di essere parlati, raccontati e accolti dai propri familiari. È stato un terremoto improvviso e con una paura che questo terremoto ci potesse essere tutti i giorni, e loro si sentivano parte di questo. Questo ha prodotto una grande insicurezza, ansia e in alcuni casi anche segni di depressione. Il primo elemento è l'ascolto. Fatevi vicini ai vostri cari che avete visto, avete riabbracciato, e lasciategli il tempo di muoversi secondo quello che è il loro sentire. Se qualcuno in questo momento sente il bisogno di restare a casa, va accolto e rispettato in questo. Se qualcuno sente il bisogno di uscire, va accompagnato, ma nello stesso tempo stimolato a sentirsi al sicuro nelle situazioni in cui è. C'è, in ultima battuta, le chiedo qualcosa che si sente di dire in merito un po' alle strutture sul nostro territorio, quindi ad esempio anche i centri diurni. Forse stiamo riconoscendo adesso quanto importanti sono questi centri che sono stati chiusi per tanto tempo. Ecco, forse, e mi dispiace non aver potuto avere il contributo di Ernesto Burattin, perché insomma con la loro associazione potevano anche raccontarci quanto il territorio in questo momento ha bisogno di strutture di questo tipo, strutture in cui insomma gli anziani possano ritrovare una normalità che di fatto gli è stata strappata dalla sera alla mattina. Si sente di fare una riflessione anche in questo? Il territorio è abbastanza strutturato per gli anziani o forse possiamo fare qualcosa in più? Gli anziani, in primis, e i loro familiari hanno bisogno delle strutture che in questo momento ci sono nel territorio. Per la demenza in particolare, i centri di sollievo, ma anche i centri diurni in genere per gli anziani sono strutture indispensabili. La riflessione che mi viene da fare è che è un tempo in cui dobbiamo ripensare alla domiciliarità in un modo diverso, soprattutto per le famiglie che assistono persone con demenza, perché i cambiamenti sono repentini, perché la fatica e lo stress assistenziale è fortissimo. In questi mesi abbiamo seguito diverse famiglie a casa e il peggioramento delle condizioni cliniche e psichiche degli anziani con demenza a domicilio è stato evidente. Questo tempo di pandemia deve diventare un tempo di riflessione e di opportunità in cui ripensare la prossimità agli anziani. Allora, tu prima mi chiedevi se hanno paura della casa di riposo. Io non credo che il problema della casa di riposo per molti anziani sia quello di pensare entro o non entro. Dobbiamo essere noi, e quando dico noi intendo i professionisti della cura, piuttosto che le istituzioni, a pensare a un modo diverso di prenderci cura dei nostri anziani. Quando io vedo che nella mia struttura ci sono anziani, tra virgolette, di 60 anni autosufficienti che per problematiche psichiche sono già in struttura, oppure altri anziani, magari anche ottantenni, ma con delle buonissime autonomie, in mezzo a persone con problematiche psicofisiche gravissime, mi viene da pensare che possiamo pensare a degli step intermedi prima della casa di riposo, e il primo è il sostegno alla domiciliarità, attraverso cui possiamo dare la migliore qualità di vita ai nostri anziani. Su questo è interessante l'esperienza che è stata portando avanti la comunità di Sant'Egidio, con delle microcomunità in cui gli anziani convivono, sono sostenuti, sono protetti, ma nello stesso tempo mantengono una normalità e una dignità che fa qualità della vita.
Abbiamo avuto ospite la comunità di Sant'Egidio proprio in questa sede e siamo contenti insomma del loro contributo, perché ci hanno spiegato proprio questo e la ringrazio per l'input che ci ha dato. So che nell'ultimo decreto il governo ha stanziato nuovi fondi alla domiciliarietà, vedremo insomma un po' di capire come verranno distribuiti e con quale logica. Io la ringrazio per essere stato con noi, Cristian Bisato, psicologo e psicoterapeuta. Grazie per il suo contributo e buona serata. Grazie a voi. Una tavola rotonda che avete sentito, in cui avete sentito, sono mancati 2 ospiti purtroppo, ma contiamo insomma di rinnovare questo collegamento nei prossimi giorni. Pubblicità tra pochissimo, l'intervista a Stefano Grigoletto, ex vice sindaco ma anche e soprattutto un professore. Edizione straordinaria, come vi ho anticipato abbiamo in collegamento con noi Roberto Grigoletto, ex vice sindaco di Treviso ma insomma anche professore, quindi con lui possiamo avere una visione un po' più ampia della situazione, sia per quanto riguarda la scuola ma insomma anche un commento su come è stata gestita l'emergenza proprio nella sua città, la città di Treviso. Intanto buonasera. Buonasera e grazie dell'invito, buonasera ai telespettatori. Allora, grazie per essere con noi. Prima non so se ha avuto modo di sentire con lo psicologo e psicoterapeuta, si è parlato di opportunità, di tempo per fare una grossa riflessione su come, nello specifico stavamo parlando degli anziani, ma su come può essere strutturata la vita degli anziani ma anche nella loro residenzialità. Sicuramente la pandemia ci ha messo di fronte alle gravi carenze che il sistema scolastico nazionale ha, sia dal punto di vista insomma della sua alfabetizzazione digitale ma anche dal punto di vista di una difficile capacità decisionale. Lei che è professore, innanzitutto come ha vissuto questo periodo sia come attore, quindi come professore che doveva erogare delle lezioni ma anche come professore vicino ai suoi studenti, quindi anche alle loro difficoltà? Ma è stata una sfida importante, direi, molto importante, perché come giustamente lei ricordava, la scuola italiana dal punto di vista soprattutto della digitalizzazione è abbastanza arretrata. Quello che non si è riuscito a fare, in altre parole, in tanti anni, abbiamo dovuto farlo in pochissimo tempo, in pochissime settimane. Ci siamo dovuti attrezzare con le cosiddette video lezioni, con la didattica a distanza, la DAD, questo acronimo, che a mio avviso non verrà messa da parte, ma non perché ci sarà necessariamente per forza una nuova emergenza, ma perché comunque delle potenzialità, delle risorse, delle opportunità in ogni caso anche la didattica a distanza le può offrire. Faccio un riferimento giusto per spiegarmi, quando c'è bisogno ad esempio di pensare a dei recuperi per degli studenti magari più in fatica, io penso che una didattica a distanza possa ad esempio essere più efficace in termini anche temporali, perché contingenta i tempi, perché permette ai ragazzi magari di seguire da casa senza spostarsi, fare il viaggio, andare e tornare, perdere del tempo in questo senso e magari concentrarsi di più con un apprendimento magari più individualizzato. Insomma, questo per dire che come in ogni ambito, anche in quello scolastico, dobbiamo vedere le potenzialità e le opportunità che purtroppo anche in questo periodo difficilissimo e straordinario di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ci sono comunque offerte. Senta, ha sentito oggi il presidente Zaia ha buttato un po' lì una data, ha detto apertura delle scuole il 14 settembre, andiamo a voto il 6 settembre, così il 14 si parte. Immagino che anche lei concordi che non ha senso partire con le nuove elezioni, con un periodo così delicato alle spalle per poi dover chiudere magari dopo una settimana per fare spazio ai seggi. No, beh, io guardi, personalmente, e questo voglio dire, non so se magari è politicamente corretto, perlomeno dal punto di vista anche della mia parte, io sarei anche per l'ipotesi di votare anche subito, sinceramente, se penso alla scuola, nel senso che c'è bisogno di tornare a scuola, anche perché a settembre comunque sono previsti dei recuperi per quei ragazzi che hanno fatto più fatica e quindi sinceramente guardavo con una certa trepidazione
considerazione anche all'ipotesi che pure era stata avanzata e paventata di iniziare la scuola addirittura alla fine di settembre. Allora mi pare che comunque metà settembre potrebbe essere anche accettabile. Sinceramente, se vuoi le mie opinioni, inizierei anche prima. Certo, assolutamente non sono dell'idea di aprire le scuole e poi richiudere per andare a votare e poi riaprirle di nuovo. Questo assolutamente no. Quindi insomma, chissà un po' alla volta magari che il governatore si convinca e insomma cerchiamo un po' di risalire anche ai primi del mese di settembre. Quindi l'apertura anche a fine settembre, che è un'altra data che è stata insomma un po' buttata lì sul piatto, non la troverebbe favorevole? Troppo tardi? No, assolutamente no, perché ripeto, appunto, come previsto anche dal decreto, c'è tutta una fase antecedente all'inizio del nuovo anno scolastico che deve riguardare il recupero delle lacune pregresse dell'anno scolastico che si è appena concluso. Quindi sinceramente se dobbiamo pensare di iniziare la scuola a fine settembre, primi di ottobre, con il recupero saremmo comunque in estremo ritardo poi, quindi io dico che quest'anno è stato anche abbastanza impegnativo in termini anche di tempo e di organizzazione e sinceramente mi sembrerebbe davvero straordinariamente troppo tardi iniziare la scuola a fine settembre. Senta, ma è corretto dire che ad oggi noi non sappiamo che scuola sarà quella di settembre, didattica a distanza, mezze classi, è corretto dire che ancora oggettivamente non lo sappiamo? Magari lei ha più informazioni di noi, intanto vi state già consultando con i presidi, però ad oggi non ci sono certezze. No, guardi, no, certezze no, e sinceramente ai presidi, alla mia in particolare, ma a tutti quanti i presidi, la massima solidarietà perché davvero stanno navigando a vista. Devo essere sincero, mi sembra che questo ministro, questa ministra di idee ne abbia poche e anche abbastanza confuse e devo dire che siamo tutti quanti molto preoccupati. Non si sa come sarà, sì è vera questa affermazione, mi trova d'accordo perché dicono dipende, la comunità scientifica che cosa dirà, dipende se ci sarà una recrudescenza dell'epidemia, dipende insomma se gli spazi saranno adeguati, se si interverrà con lavori di ristrutturazione degli edifici, se questi edifici ci saranno, dipende da un sacco di cose. Questo però insomma io credo che a metà di giugno ormai debba essere anche risolto in termini di proposta quantomeno o di idea, quindi noi attendiamo davvero con ansia e con trepidazione le linee guida. Dicono che il prossimo esame di Stato che inizia mercoledì sarà un po' il banco di prova perché sarà di fatto il primo rientro a scuola degli studenti e degli insegnanti e noi naturalmente speriamo vada bene. Di certo è che la scuola deve ripartire, la didattica a distanza a mio avviso può essere un importante sostegno e ausilio alla didattica tradizionale, ma la scuola non può assolutamente prescindere dalla relazione educativa, dalla relazione personale degli insegnanti con gli studenti. È assolutamente impensabile di immaginare ancora di continuare un anno completamente a didattica a distanza. Certo, serviranno gli spazi, o ci sono i soldi, bene, se ci sono i soldi occorrerà individuare gli spazi. Io spero davvero che i sindaci siano impegnati in questo tempo a fare un inventario un po' dei possibili edifici da ristrutturare e da destinare alle scuole e poi si farà di necessità virtù. Io personalmente sono disponibile anche a fare doppi turni se serve e comunque metà classe a casa e metà classe in presenza, sì, può essere una soluzione, però questo ovviamente può valere soltanto per i ragazzi dei licei, delle scuole superiori intendo, non possiamo pensare di lasciare a casa i bambini delle elementari e delle medie con i genitori che sono al lavoro, lasciarli a casa a seguire le lezioni davanti al PC. Mi sembra assolutamente fantascienza, oserei dire. Sì, come la soluzione insomma del congedo parentale è stata una soluzione piuttosto difficile per molte famiglie, noi abbiamo avuto modo di raccontarlo. Senta professore, adesso parliamo di politica. Da ex vice sindaco, che effetto le ha fatto vedere la sua città che si è ritrovata ad affrontare l'emergenza e insomma se posso anche chiederle così spassionatamente un po' un commento anche ai suoi colleghi della giunta, poi insomma ovviamente lei è consigliere comunale, ma come è stata gestita secondo lei l'emergenza e che effetto le ha fatto vedere la sua città così?
Ma guardi, cominciamo dalla prima domanda. Io l'ho detto anche in Consiglio Comunale, l'ho riconosciuto al Sindaco Conte. Il Sindaco Conte si è speso personalmente in questa fase di emergenza sanitaria, perché è sempre stato sul pezzo, è sempre stato meglio in strada, è sempre stato in mezzo alle persone, anche, e l'ho detto, anche mettendo a rischio anche la propria incolumità, la propria salute. Non ha mancato di richiamare tutti quanti i cittadini all'impegno, alla responsabilità, quindi a rimanere a casa, ha vigilato e devo dire che ha gestito bene un'emergenza e una fase assolutamente difficile e inedita, e quindi era anche un banco di prova per degli amministratori che si trovavano quindi di fronte ad una cosa sconosciuta per tutti, e quindi tutti quanti abbiamo dovuto trovare delle risposte a questa situazione grave e pesante per tutti e per in certe categorie di persone in particolare, ma lo ricordavate anche voi con il precedente ospite. L'effetto che mi ha fatto la città, è un effetto di un po' di tristezza certamente, ma l'abbiamo provata tutti, immagino, quando si usciva per fare la spesa, magari perché quello si poteva fare, e si vedeva la città assolutamente deserta. Belle le foto della Piazza dei Signori, Piazza Indipendenza, delle altre di Piazza Duomo, dei luoghi più suggestivi della nostra Treviso, belle, senza persone, senza macchine, come foto, ma come fotografie. Vista la foto subentrava la malinconia, perché una città, come del resto abbiamo detto per la scuola, la città vive delle persone, vive delle relazioni, quindi è chiaro che si provava abbastanza tristezza. La sta vedendo rinascere? Sì, io ho visto che c'è tanta volontà e desiderio di rincontrarsi tra le persone, di rimettersi in moto, però devo anche dire che quello che avverto io è che i trevigiani lo stanno facendo anche con molto senso di responsabilità, e questo credo sia da dirlo e da ripeterlo, da riconoscerlo pubblicamente, perché è quello che serve in questo momento. Il virus purtroppo non è stato sconfitto e bisogna comunque immaginare di dover convivere con esso ancora per chissà quanto tempo, e quindi riprendiamo gradualmente. In questo senso anche devo riconoscere anche al governatore Zaia che le raccomandazioni che ha fatto e che è quello che ha sempre detto mi trovo assolutamente d'accordo. Ecco, questa è stata anche un po' la cosa bella, no? Quella che è accaduta, che all'interno delle varie amministrazioni, all'interno dei consigli comunali si sia riusciti a creare davvero un'unione, la classica unione che poi di fatto fa la forza, ed è quello che è accaduto nella città di Treviso, ma insomma non solo, in tantissimi comuni del Veneto, e lei ce lo sta testimoniando, quindi insomma queste sono le osservazioni che devono necessariamente essere fatte. Roberto Grigoletto, io la saluto per il suo, la ringrazio, la saluto. Grazie a voi. Ci aggiorniamo ovviamente quando avremo nuove notizie ancora al tema della scuola, e le auguro un buon lavoro. Volentieri, grazie e buonasera. Buonasera, allora l'ultimo collegamento ora con Anna Maria Parisi, che è in compagnia di Don Armando Trevisiol. Andiamo a vedere un po' la gestione di una struttura molto importante per il nostro territorio. Allora a te Anna Maria. Eccoci ancora insieme con ancora i dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto. Ricordiamoci che da questa mattina erano 1978 le persone decedute, di cui 1411 negli ospedali. Diversi i decessi nelle RSA, con diverse centinaia di ospiti purtroppo che sono venuti a mancare, e un migliaio e più di contagi tra il personale. Questi ultimi sono dati che sono stati diramati sempre dalla Regione, ma verso la fine di aprile per essere esatti. Noi siamo in compagnia di un personaggio molto noto qui nel Mestrina, qui a Mestre e non soltanto, è Don Armando Trevisiol. Buonasera Don Armando. Buonasera a lei signoria.
Don Armando Trevisiola è stato parroco per oltre 30 anni nella parrocchia di Carpenedo, qui a Mestre, adesso è qui. Sono andato in pensione nel 2005, sono qui ormai da 15 anni abbondanti, mi occupo di questi centri dal punto di vista religioso, perché c'è una fondazione che guida questi centri, e mi occupo da un punto di vista anche religioso della chiesa del cimitero. Ecco, infatti il qui di Don Armando è dove ci troviamo noi, siamo in quella che è tra le più grandi RSA, mi permetta se la chiamo così, anche se non è proprio questo il suo nome più, adesso lo diciamo più nello specifico, perché è di Mestre e del Veneziano, però dove ci troviamo noi non è proprio un RSA. Che cos'è, Don Armando? No, questa istituzione è un'istituzione nata dalla parrocchia, poi uscito dalla parrocchia abbiamo pensato opportuno di farne una fondazione, è diretta da un consiglio di amministrazione nominato dalla parrocchia di Carpenedo e dal patriarca. Questi li abbiamo chiamati centri Don Vecchi perché un mio insegnante, che poi è stato mio parroco, è stato Don Valentino Vecchi, il parroco di San Lorenzo di Mestre, ed era un uomo particolarmente intelligente, capace, soprattutto un uomo che guardava il futuro piuttosto che il passato, e quindi mi è venuto opportuno e anche doveroso intitolarli a questo sacerdote benemerito della nostra città. Questi sono l'alternativa alla casa di riposo. Mentre la casa di riposo uno entra e dà la sua vita in mano alla direzione, qui invece uno rimane protagonista della propria vita, e l'obiettivo, questo si capisce che è un'utopia, è che uno viva fino all'ultimo respiro in maniera indipendente e autonoma, per cui ogni residente ha il suo appartamentino col suo angolo cottura, per cui vive la sua vita qui, può ricevere chi vuole, può tornare a chi vuole, a che ora che vuole, quindi ha una totale indipendenza, soltanto valgono le regole della buona educazione e del rispetto degli altri. Per cui anche in questa situazione, pur avendo molti residenti, sono quasi 600 residenti, e abbiamo 500. Mestre, Marghera e Campalto. Sì, abbiamo 2 centri qua che poi abbiamo collegato, poi ce n'è uno a Campalto, uno a Marghera e poi 3 agli Alzeroni, che è un rione che sta alle spalle dell'ospedale, dove appunto costruiremo in questi giorni questo. Ne parleremo a breve. Sì, a breve, faremo un po' una specie di ipermercato dei poveri. Ecco. E avendo allora ognuno la propria abitazione, è stato molto facile far sì che ognuno rimanesse nel proprio ambiente, nella propria abitazione, e quindi non c'è stato il pericolo di una grossa infezione. Però c'è stata, purtroppo. Abbiamo avuto 2 decessi, tutte e 2 queste persone erano ammalate e andavano su e giù dall'ospedale. E là si sono presi certamente che erano molto debilitati, e poi credo che comunque non avrebbero avuto e sono morti. Difatti uno di questi ho fatto il funerale con le ceneri l'altro giorno perché non è stato possibile fare questo. E quindi poi la direzione, la fondazione, il presidente, che è Don Gianni Antoniazzi, il parroco di Carpenedo, è stato molto severo, hanno controllato, sbarrato le porte, hanno tolto tutte di accesso qui alla struttura. Sì. E quindi ha controllato che non venisse niente da fuori, e chi, per esempio, perché quasi tutti si fanno da mangiare per conto proprio perché hanno tutti l'angolo cottura. Allora scusi Don Armando, perché lei veramente vulcanico, è un fiume anche nel racconto giustamente di questo periodo di lockdown, di raccontarci com'è andata. Quindi diceva che comunque, per quanto normalmente sia aperto, però funzionava un servizio di concierge, diciamo, no? Durante la chiusura. Abbiamo un centro cottura della Serenissima Ristorazione, una grande catering, il quale ci fornisce i pasti. Abbiamo un ristorante, normalmente andiamo in questo ristorante, adesso siamo ritornati in questo ristorante che qui è interno, però in questo tempo loro facevano stesso da mangiare, avevano dei contenitori termici, per cui tutte le persone che volevano essere servite, c'era
quel piccolo servizio molto agile che abbiamo che portava a casa e poi il mattino successivo andava a ritirare il contenitore e anche quello che era la spazzatura, in maniera tale che la gente non potesse uscire, non potesse incontrarsi, e ci è andata molto bene e ringraziamo il Signore appunto perché la cosa è andata così. Ecco, però c'è da dire, Don Armando, che tutta la struttura e tutti voi, lei compreso, siete andati in quarantena purtroppo. In quarantena 15 giorni, siamo stati assolutamente a casa, neanche fuori dall'appartamento, perché non ci fosse questo possibile e anche perché la televisione ci ha terrorizzato, nel senso che si davano informazioni, si fornivano sì, ma adesso vede questo martellamento così ha fatto sì. Qui siamo tutti anziani, l'età media è di 83 anni, per cui c'è stata una forma angosciosa di preoccupazione di pigliare questo virus. Preoccupazione che c'è anche adesso, mi raccontava. Senz'altro, c'è anche adesso. La gente comincia a muoversi, ma con molta difficoltà, appunto perché essendo fragili, ha più preoccupazione, ha più paura, mentre i ragazzi sono più disinvolti, quindi guardano con... I ragazzi sono operatori? Sì, i operatori sì, ma soprattutto i ragazzi da fuori dalla movida. Qui invece sono stati estremamente scrupolosi nel ottemperare e la cosa è andata bene per fortuna. Adesso noi siamo circondati qui nel giardino dell'accoglienza o comunque del ristoro, laddove uno volesse stare all'aperto, con le belle giornate come quella di oggi, e siamo circondati da sedioline, tavolini, le panchine alle nostre spalle, però in mezzo a tutti questi bellissimi oleandri, limoni, eccetera, non c'erano fino a pochi giorni fa. Quando le avete riposizionate le sedioline e tavolini? Le tende le abbiamo riposizionate 2 giorni fa e veda, una delle caratteristiche di questi nostri centri sono molto signorili, per cui la gran parte della gente quando viene qua dice ma questo è un albergo, non è una casa di riposo, perché tutti hanno la tipologia della casa di riposo, mentre questo vuole essere proprio una sostituzione, un'alternativa. Certo chi non è autosufficiente e quindi deve avere la casa di riposo, ma qui tentiamo di portare avanti fino all'estremo limite la persona, in maniera tale che dovendosi fare da mangiare, dovendo fare le spese, è costretta quasi a vivere e quindi mi pare che raggiungiamo una bella età. Don Armando, senta, adesso come funziona all'ingresso e all'uscita? Cioè la gente può venire a trovare i suoi familiari che sono ospiti? Quando vuole, hanno liberalizzato, per cui possono venire a trovare i loro anziani, gli anziani possono uscire quando vogliono, quindi è stato liberalizzato totalmente la vita, quindi è come prima, in questo, soltanto è imposta come si chiama, la mascherina. La mascherina sì, questa è obbligatoria, laddove comunque ci sono tante persone che stazionano nello stesso posto. La gente però è molto ossequiente a questa norma, per cui tutti portano, anche se talvolta qua dentro, essendoci tanti spazi, corridoi molto larghi, forse non sarebbe neanche necessaria, penso, ma comunque ci teniamo che tutti l'abbiano. Ecco, mi viene in mente un versetto delle Pascoli che più o meno recitava: chi prega è bravo, chi fa è ancora più bravo. Non era proprio così esattamente, ma come quando, ecco, dai poemetti della mietitura del Pascoli. Don Armando, per dire che stando vicino a lei, visto che lei è comunque il Deus ex machina di tantissime iniziative sociali e solidali, ritorniamo a quello che stava annunciando, all'iniziativa che stava annunciando prima, cioè domani che cosa accadrà a me? Qui noi abbiamo un emporio solidale, un polo solidale lo chiamo io, sì, abbiamo delle associazioni, sono quasi 200 volontari che raccolgono mobili e poi li concedono, raccolgono vestiti e poi li danno via, raccolgono generi alimentari. Adesso abbiamo veramente un grosso bacino di offerenti di supermercati quali il Cadoro, ci danno tutti quanti i generi di scadenza e viene sempre se lei viene dalle 3 alle 6 tutti i giorni c'è una coda di persone, perché adesso li facciamo entrare contingentati. Ma però questa mi pare si amplia questa iniziativa. Abbiamo 2000 metri quadrati di superficie e adesso ne facciamo invece una struttura
fatta ad hoc, per cui con sistemi anti-incendio, che avrà 4.000 metri quadrati. Questa struttura proprio inizierà lunedì al lavoro, ci sono già le baracche del cantiere e speriamo che per giugno del prossimo anno sia pronta, e per cui sarà portato qui, non ci sarà più questo tipo di attività, sarà portata là in un luogo più adatto. Quindi i cantieri domani, lunedì? Domani comincia il cantiere. E allora questo era il nostro ultimo collegamento della giornata e della serata dal Don Vecchi, qui da Mestre Carpenedo. È tutto, grazie a Don Armando Trevisiol. E grazie a lei e grazie agli ascoltatori, e che io invito sempre i nostri concittadini a visitare questi luoghi, per cui questi centri che sono notissimi in città, anche perché abbiamo un periodico di cui ne parliamo, però sono relativamente pochi le persone che visitano direttamente, per cui sarebbe una cosa opportuna che la gente si rendesse conto che Mestre ha un qualcosa di bello, di importante, ha un fiore d'occhiello di cui poter andare orgogliosa. Ecco, ultima cosa e ultimissima veramente, lei prima ha parlato dei suoi ospiti, di come comunque fossero preoccupati, e lo sono tuttora, nonostante da un punto di vista epidemiologico i dati siano più rassicuranti, per quanto comunque il virus c'è ancora. Lei che preoccupazione ha avuto, Don Armando? Lei che diceva e dice messa, che ha ripreso a dire messa. Sì, in quel periodo non ho detto mai messa, la chiesa è stata chiusa. Io, sto preparandomi al passaggio, per cui ritenevo normale che era giusto che toccasse a me piuttosto che toccasse a una persona giovane come lei. Per cui poi io che celebro in cimitero, è un mondo, una realtà a cui ci penso molto di frequente. Sa che tutti quanti, quando si sta bene pare tutto facile, quando si sta un po' meno bene si diventa preoccupati. Comunque non che abbia sfide, comunque quello che il Signore vuole è sempre bene per noi. Penedo dal centro Don Vecchi con Don Armando Trevisiol è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria per questi collegamenti che ci hanno tenuto compagnia nella seconda parte dell'edizione straordinaria. Avete sentito, siamo partiti dagli stati generali dell'economia per toccare vari temi, la scuola, gli anziani, quale sarà la loro estate, ma anche le piccole e medie imprese. Tanti temi che abbiamo affrontato in questa edizione straordinaria. Ora non resta che lasciare spazio al telegiornale di Treviso. L'apertura ovviamente è anche incentrata su quello che sta accadendo presso la caserma Serena e non solo, la bomba d'acqua di cui vi abbiamo dato notizia poco fa a Pederobba. Dunque TG di Treviso, io vi ringrazio e vi saluto, arrivederci.